Ciao ciao, oggi un bel giro fino a Forcella la Verdette e poi Caserarazzo. Percorrerò la ex strada statale 465, ormai dismessa da più di 20 anni penso, con lunghi tratti di sterrato. Bene, ci vediamo a Dovaro. E sono arrivato a Dovaro. Dopo la pausa caffè parto verso Sappada. Ed eccomi arrivato in Cadore, proseguo costeggiando il Piave che nasce da qui e mi dirigo verso Campolongo da dove parte la 465. Eccola qui, e si sale verso Forcella la Verdette. Qui comincia lo sterrato. Ed eccomi arrivato ai 14 tornanti che portano al Passo della Merendera. Qui purtroppo mi devo fermare perché con la pioggia dei giorni scorsi è caduta una frana e non si può continuare. Percorso alternativo verso Cimagogna e poi la salita verso Caserarazzo.
Eccomi arrivato a Caserarazzo. Questo posto ha una particolarità, che la neve è sempre farinosa e sciare fuori pista è uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Pensate che l'unico impianto di risalita è mosso da un motore diesel, però ormai è fermo da 4 anni. E adesso sono ritornato ad Ovaro e qui vi saluto e come sempre buona strada.